Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che oggi dedicheremo alla fauna selvatica nel Veneto. È un tema davvero molto interessante perché la nostra regione, dalle Alpi al litorale, è ricca di ambienti che si prestano appunto ad accogliere la fauna selvatica. Per parlare di tutto questo, oggi abbiamo invitato il collega di Veneto Agricoltura, il dottor Michele Bottazzo, esperto faunistico, che oggi appunto ci parlerà di fauna selvatica. Perché oggi è così importante parlare di fauna selvatica e occuparsi soprattutto di fauna selvatica? Beh, la fauna selvatica va tanto considerata come una risorsa, a tutti gli effetti è una risorsa di biodiversità, se ne parla tantissimo in questo periodo, e poi la fauna selvatica è in continua evoluzione. Chiaramente le dinamiche di popolazione aumentano, diminuiscono, e per l'uomo è importante conoscere questo, anche perché non è solo necessaria proteggerla e incrementarla, ma è anche necessario conoscere che impatto ha con l'attività umana, che impatto ha con le altre componenti naturalistiche, e quindi eventualmente poi prendere delle decisioni gestionali per il migliore equilibrio. Nella nostra regione quali sono le aree più importanti sotto questo aspetto? Questa è una domanda difficilissima. Siamo molto fortunati nel Veneto perché in un territorio moderatamente, chiamiamolo medio, piccolo, abbiamo tutti gli ambienti inimmaginabili, perché partiamo dalle zone mediterranee fino alle alte vette, e quindi conseguentemente abbiamo tutte le popolazioni. È un'importante zona per le migrazioni, quindi arrivano animali da tutta l'Europa, anche da altre zone. Quali per esempio? Quali? Partendo per ordine, a livello di mare abbiamo il delta del Po, la laguna di Venezia, che sono forse i bacini più importanti per le migrazioni degli uccelli, degli anatidi, per fare un esempio. Poi abbiamo le Alpi, chiaramente, con le popolazioni di ungulati, e ultimamente anche con il ritorno dei carnivori, quindi poi chiaramente uccelli a fauna inferiore e altro, abbiamo quindi una varietà altissima tra di loro. Poi parleremo magari di alcune di queste specie, ma rappresentano più un problema o una, come dire, opportunità per l'ambiente e per chi ci vive, ovviamente? Sicuramente è una risorsa, dobbiamo considerarla così, anche se in alcune situazioni ci possono creare dei conflitti, delle problematiche con l'uomo e con le sue attività. Vedi il caso delle popolazioni di ungulati, ad esempio del cinghiale in certe situazioni. Che è un grosso problema in alcune aree. Certo, il cervo e altro, quando non sono in equilibrio, non sono il problema dell'animale stesso, è che non sono in equilibrio per altre cause che generalmente sono state causate dall'uomo. Attenzione, perché la fauna, se è in equilibrio e ricca, non crea impatto con l'uomo. Gli abbiamo cambiato gli ambienti, li abbiamo alterati, si sono creati nuovi equilibri. È opportuno per noi conoscerli, monitorarli e prendere eventuali decisioni o, se non altro, essere a conoscenza di cosa sta succedendo. Questo perché in alcune situazioni questi animali vanno ad interferire poi con l'attività di allevamento o l'attività agricola, e quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare un equilibrio, questo è poco ma sicuro, insomma. Ci sono problemi ad esempio con l'agricoltura per certi animali, per certi uccelli, oppure per la zootecnia in montagna, per l'impatto di grandi ungulati che possono creare problemi. I grandi carnivori, chiaramente, che si nutrono anche di animali domestici, non si possono eliminare di base questi animali, bisogna cercare un equilibrio, magari un controllo della popolazione e a seconda del caso dei compromessi, chiaramente, bisogna sempre. È il caso per esempio del lupo, vero? Che in alcune zone delle prealpi stanno... Certo, il lupo è uno dei tanti esempi, forse l'ultimo è quello più conosciuto. Da un certo punto di vista l'abbiamo visto come una risorsa, perché un aumento di biodiversità porta al controllo di popolazioni problematiche come potrebbe essere il cervo e il cinghiale, per esempio, però chiaramente ci sono anche attività dell'uomo e in certe situazioni è più comodo predare un animale domestico che uno selvatico, e quindi ecco questi conflitti che si possono creare. Ci vuole tempo, mediazioni per trovare chiaramente una soluzione di convivenza abbastanza complessa. Quando si parla di opportunità si parla anche di biodiversità.
Questi animali selvatici rappresentano una componente importante della biodiversità. Assolutamente, il nostro patrimonio. Purtroppo la biodiversità è sempre quel concetto difficile da comprendere nella sua importanza. Noi abbiamo bisogno di biodiversità in tutto, nella fauna, nella flora, nell'agricoltura, in tutti i settori, e mantenere il più elevato livello di biodiversità deve essere considerato come un'attività principale per chi si occupa di gestione dell'ambiente e del territorio. Si sta facendo abbastanza? Siamo a buon punto? Bisogna migliorare? Abbiamo sempre da migliorare, su questo abbiamo sempre da migliorare, non è mai finita, anche perché l'evoluzione delle dinamiche degli animali sono più rapide di quanto pensassimo, più rapide del nostro modo di pensare. A volte ci troviamo in situazioni che l'uomo fa fatica a comprendere. Il lupo non avrebbe mai pensato nessuno che avrebbe avuto uno sviluppo così, sapevamo che prima o poi stava arrivando, ma così diffusamente, e ha preso alla sprovvista sia le istituzioni e sia la gente che ci lavora in montagna per paure o scarsa conoscenza, insomma, di questo elemento. Insomma. Ascolta Michele, se noi pensiamo alla biodiversità che conosciamo oggi e ti chiedessi com'era 100 anni fa? Stiamo meglio adesso. E questo per quale motivo? Adesso. Per farti un esempio, gli ungulati, il capriolo, il cervo, lo stesso camoscio, 100 anni fa erano rarissimi nelle Alpi, era difficilissimo, adesso sono animali comuni. Cosa è successo in sostanza? È successo dal secondo dopoguerra in poi, la montagna è stata spopolata, l'uomo non c'era più pressione in montagna, gli ambienti sono diventati più selvatici. Poi c'è stata una politica più attenta sia sull'attività venatoria sia sulle aree protette, e questo ha portato a un'esplosione di tantissimi animali, cervi, caprioli, uccelli, sono i primi chiaramente muovendo sugli uccelli, e adesso stanno arrivando anche i carnivori, chiaramente, perché c'è questa risorsa nuova, quindi è stata una dinamica eccezionale. Viviamo adesso meglio la situazione faunistica che qualche decennio fa e sicuramente qualche 100 anni fa. Ascolta Michele, io so che te per passione hai girato il mondo. Il Veneto, la nostra regione, rispetto a certi ambienti che te hai avuto occasione di visitare, come si presenta sotto il profilo naturalistico, della biodiversità ambientale, degli animali presenti, degli animali selvatici, eccetera? Siamo fortunati in Veneto da questo punto di vista qui, perché a brevissima distanza possiamo spaziare e vedere animali di laguna. Si va qualche inverno, ad esempio sul delta del Po, si contano decine di migliaia di uccelli, di anati, di specie anche diverse, e nella stessa giornata posso andare in montagna e vedermi, che so io, animali d'alta montagna e altro. Quindi in un breve spazio possiamo vedere tutto, dallo stambecco agli animali mediterranei. Adesso stanno arrivando, col cambio climatico abbiamo anche animali che prima erano impensati, la tartaruga di mare per esempio sta aumentando, stanno evolvendo, vediamo nuove migrazioni di nuovi uccelli, di nuove specie che non conoscevamo, quindi io riterrei che siamo veramente fortunati qui. E ascolta, abbiamo accennato alla presenza del lupo, non possiamo accennare alla presenza anche dell'orso? Sì, la presenza dell'orso è un po' più vecchia, diciamo, perché c'è stata una reintroduzione, come sapete, con un programma europeo, e la popolazione si è espansa. Chiaramente gli animali non conoscono confini, e quindi sono arrivati nel Veneto, sono arrivati già più di una decina di anni fa i primi esemplari. Adesso la popolazione è comunque nel Trentino, però ogni tanto qualche animale arriva anche da noi, poi arrivano anche dalla parte slovena, e quindi è una zona di transito, diciamo, abbastanza interessante. E la convivenza con l'uomo? La convivenza è la nostra scommessa, la scommessa è quella. Abbiamo come difficoltà abbiamo difficoltà nel nuovo, nel vedere queste esplosioni di animali, ci fanno paura di base. In verità non abbiamo paura, non avere paura nulla, anzi è solo un valore per noi. Dobbiamo pian piano conoscerli, questo è il primo obiettivo, ecco perché tanta attività nostra è il monitoraggio. Il monitoraggio, conoscere una popolazione di anno in anno, se sta aumentando, che territorio utilizza o non,
sono la base che ci serve per noi per poi prendere delle decisioni, che a volte sono decisioni soltanto tenere in considerazione questo animale, considerare un valore che sotto tanti aspetti, insomma il turismo ad esempio, richiama anche turismo, l'attività ricreazionale, quindi solo sapere che ci sono animali su un determinato territorio chiama gente, anche se non li vedrà, sa che è una miniera per la fauna selvatica. Però voi esperti sapete che ci sono anche attraverso delle azioni, si chiamano le fototrappole, no? Come funziona esattamente? E non solo? No, non solo, adesso c'è tutta una serie di attività, le fototrappole sono uno strumento che eventualmente si utilizza per valutare la presenza degli animali, è una delle ultime tecnologie, è molto utile per catturare, diciamo, quegli animali molto elusivi, va bene per i grandi predatori, ad esempio, animali che hanno abitudini notturne, perché non è invasiva, non disturba e quindi serve proprio per questo. Per il lupo ad esempio lo utilizzano moltissimo, insomma. E poi ci sono i censimenti anche per conoscere... I censimenti, ogni specie ha il suo metodologia di censimento, censimenti che non sono mai esaustivi, soprattutto si fanno su aree campione, l'importante è ripeterli di anno in anno con le stesse metodologie, così conosciamo il trend della popolazione, che alla fine non è che ci interessa il numero assoluto, che non riusciamo mai a sapere, però sapere se quella popolazione è in aumento, sta bene o se diminuisce e preoccuparsi nel caso. Certo. Ci avviamo verso la nostra conclusione. Possiamo dire questo però, Veneto Agricoltura si occupa di fauna selvatica, significa che è stretto il collegamento con l'attività agricola, con l'attività forestale. E quindi possiamo fare del bene per la fauna anche indirettamente, cioè con azioni del territorio, interventi di miglioramento in agricoltura, sperimentare le varie attività di agricoltura che sono compatibili con la fauna. C'è la Comunità Europea che chiede interventi sempre più ambientali, quindi sono attività che stiamo seguendo, o anche in foresta fare degli interventi che favoriscono le specie che sono più in crisi, come i tetraonidi, che sono a livello europeo, sono tra le specie prioritarie, hanno determinati problemi, individuare quali sono gli habitat tramite i monitoraggi e fare degli interventi forestali che ricreano il loro habitat, poi chiaramente vanno monitorati nel tempo, possono aiutare questo. Bene, abbiamo, come possiamo immaginare, un argomento molto ampio, noi abbiamo semplicemente tracciato un po' un percorso. Ricordiamo che Veneto Agricoltura si occupa di queste cose, sul sito internet di Veneto Agricoltura troviamo del materiale informativo su questo, oppure anche contattateci. Un cordiale saluto a tutti quanti e un arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci. Buongiorno.